Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione della notte per quanto riguarda il nostro audio-video giornale. Ci scusiamo per qualche secondo di ritardo, ma dovuto esclusivamente a un problema tecnico in apertura. Apriamo subito con un aggiornamento di cronaca, ne avevamo dato notizia nell'edizione delle 18 e purtroppo è deceduta all'ospedale di Pordenone la donna di 44 anni, FM le sue iniziali, investita da un'auto poco dopo le 17 di oggi mentre stava percorrendo a piedi via Prata a Tamai di Bruniera. La donna è stata centrata in pieno dall'auto e scaraventata violentemente nel campo attiguo all'arteria. Seppur celeri, i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Purtroppo tutto inutile. La persona alla guida dell'auto investitrice, un uomo della zona, è risultato positivo all'alcol test. Del tragico sinistro stanno indagando i carabinieri di Fontanafredda. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Udine, recupero dell'ex caserma Duodo, abbiamo il servizio. Assessore Pizzimenti, oggi con l'assessore Rosolén, il sindaco di Udine, avete fatto un sopralluogo alla caserma Duodo. Quali gli esiti? Intanto ci siamo resi conto che è un'area molto vasta, molto grande, edificata per la maggior parte, con grande potenzialità dal punto di vista scolastico e barra convitto, per cui dal punto di vista funzionale e come obiettivo finale mi pare molto ma molto interessante. Assessore Rosolén, una progettualità importante anche perché potrebbe diventare un polo per le scuole. È un'idea di programmazione sulla quale stiamo lavorando assieme a tutti gli altri attori che partecipano all'attività sul territorio. Grazie all'attività degli EDR per quanto riguarda l'edilizia scolastica delle scuole superiori, evidentemente questo andrebbe a risolvere molte delle criticità della città di Udine. Stiamo parlando di risorse importanti, abbiamo già tempi e investimenti con il PNRR? Prima di tutto bisogna capire qual è il progetto, non dico esecutivo ma quantomeno definitivo, per renderci conto la cifra finale. Chiaro che non sono cifre banali ma neanche impossibili, per cui con una programmazione adeguata, con un progetto valido, penso che riusciremo anche a trovare le fonti di finanziamento per arrivare a questo obiettivo. E andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 4.078 tamponi molecolari, 208 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5-10%, 7.446 test rapidi antigenici realizzati, 399 casi pari al 5,36%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 180. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione della notte. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net oppure attraverso le nostre pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.